Raduno internazionale di mongolfiere è un altro modo di vivere il parco? Sì, dall'alto è in silenzio perché è un mezzo che fa poco rumore, pochissimo rumore, soltanto il rumore che è necessario perché il calore la porti su, quindi un modo diverso, anche se vogliamo molto colorato, molto accattivante, e sicuramente un modo anche per non solo per vedere e ammirare il parco dall'alto, ma anche un modo per fotografarlo in maniera perfetta, perché la mongolfiera si muove poco, quindi gli appassionati di fotografia possono sbizzarrirsi a fotografare il territorio dall'alto, cosa che non avviene in maniera così tranquilla in aereo, quindi credo sia un'opportunità davvero interessante. Quindi anche un'occasione per renderlo speciale a persone speciali questo domenica mattina? Sì, ecco, questa iniziativa con i disabili che avranno modo appunto di così gustare anche loro questa iniziativa delle mongolfiere, quindi pensiamo non solo a noi ma pensiamo anche a chi è meno fortunato di noi e ha tutti i diritti di godere quello che godiamo noi. Associazione 10, per la prima volta le mongolfiere qui nel parco dei Colli Euganei. Sì, è proprio veramente la prima occasione che le mongolfiere sono presenti nel parco dei Colli Euganei. Un insieme di colori ma anche la bellezza del nostro territorio, di questo parco che ospita i colori delle mongolfiere provenienti da varie realtà internazionali, dall'Austria, all'Inghilterra, al Belgio, alla Francia e alla Svizzera e alcune italiane. Ecco, un'associazione comunque neonata? Certo, è nata proprio da pochi mesi, nel 2010, siamo l'associazione, come abbiamo detto prima, 10, siamo in 10 soci fondatori, avevamo presenti 10 mongolfiere che hanno solcato i colli del parco, i colli proprio del nostro parco dei Colli Euganei, una bellezza veramente unica, emozioni che i cittadini ci hanno trasmesso e che le mongolfiere stesse hanno dato ai nostri concittadini.